Quarto aggiornamento di settembre 2020 per il nostro Zena Week. L'autunno è arrivato, ma non preoccupatevi perché abbiamo avvenimenti ed eventi per rendervi interessanti anche le giornate di pioggia. Parliamo di musica e di collezionismo musicale. Il 26 settembre vi proponiamo la Fiera del Disco con Savona Vinile ad Albissola, sicuramente la più importante dopo quella di Genova. La partecipazione è gratuita e udite udite ci sarà una sorpresa per i primi 100 avventori. Fino al 31 ottobre il Parco dell'Acquasola diventa un ristorante a cielo aperto con Gustiamo il Parco. 5 strutture in legno ospiteranno a rotazione alcuni dei più noti locali di Genova che presenteranno il loro menù. Per info e prenotazioni cliccate sul link. Per chi volesse visitare l'abbazia di San Fruttuoso e conoscere la sua storia millenaria, sabato 26 settembre alle 13 potrà accedere alla visita guidata organizzata dal FAI. Noi ci siamo stati per voi e abbiamo realizzato un video partendo da Portofino Vetta e tornando col battello, davvero da non perdere. Palazzo Ducale presenta la mostra dedicata a Obey, uno degli street artist più noti degli ultimi decenni. Il suo manifesto Hope, il ritratto di Barack Obama, divenne una vera e propria icona durante la campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti del 2008. Laura Decker, che 8 anni fa, a soli 16 anni, pensate, ha portato a termine il giro del mondo a vela in solitaria, vi racconterà la sua storia giovedì 24 settembre alle 19 presso la terrazza 518 Cocktail and Restaurant al Galata Museo, durante la rassegna Incontri Blu, uomini, donne e storie di mare. Cliccate sul link per tutte le info e le prenotazioni. Fino al 26 settembre, dal martedì al venerdì, nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova si terrà la mostra Arte Africana a cura di Mario Napoli, un viaggio affascinante attraverso la conoscenza di questa particolare arte in tutte le sue caratterizzazioni. Explora Tour sabato 26 settembre vi farà vivere un'avventura avvincente dal titolo Genova in nero, alla scoperta di una Genova oscura e misteriosa, con i suoi carucci dalle tante storie appassionanti. Per la prima volta il Museo del Louvre viene presentato in un documentario realizzato appositamente per le sale cinematografiche di 60 paesi del mondo. Dal 21 al 23 settembre nelle multisale UCI Cinemas verrà presentato Una notte al Louvre, Leonardo da Vinci, per ammirare le opere più belle di Leonardo passeggiando nella cornice spettacolare del Louvre. Jiménez de Heredia, il grande scultore costaricano, trasforma Genova nello scenario per le sue sculture, che arrederanno il paesaggio urbano della città a partire dal 16 settembre 2020, dalla stazione di Brignole al Porto Antico, passando per Piazza Matteotti, Palazzo Ducale e Piazza De Ferrari. Se vi piace il nostro format potete iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook di Zena Zone e condividerlo il più possibile sui vostri social per far conoscere tutte le iniziative di intrattenimento. Vi ricordo che se volete segnalare un evento potete scrivere un'email a info@zenazone.it. Ricordatevi però di inviarci il materiale con un po' di anticipo in modo che possiamo inserirlo nel primo aggiornamento utile.